Come ogni terza domenica del mese, anche oggi, domenica 19 maggio 2024, il club fermodellistico veneziano ha aperto le porte ai curiosi, in modo tale da poter ammirare il plastico sociale di oltre 80 metri quadri in funzione. Siete pronti a vivere l'emozione dei treni in miniatura? Beh, allora mettetevi comodi, il nostro treno parte ora. Benvenuti su Treni in Miniatura. Questa apertura è stata l'ultima prima della pausa estiva. Il club riaprirà al pubblico ad ottobre. Durante l'estate si approfitta per fare quei lunghi lavori che richiedono tempo, ma nei video che seguono e che state già vedendo potete ammirare ciò che ha percorso le centinaia di metri di binari del club durante questa apertura. Questo plastico ferroviario di oltre 80 metri quadri ha visto iniziare i lavori durante il 2011, quindi circa 13 anni fa. È pressoché completo a livello paesaggistico, sono stati digitalizzati tutti i 100 scambi del plastico ed ora si sta lavorando per il posizionamento dei vari segnali. Magari in futuro vedremo pure la linea aerea. Ma ora bando alle ciance e vi lascio ammirare questi fantastici modelli in miniatura. Cosa si deve scaldare? Carro che è fuori, c'è un carro che è fuori, Lorenzo. Voglio metti dentro. Voglio metti dentro.
questo adesso. Questo qua. Bravo. Questa che vai telecamere dentro, se tu ti accavi dai binari, girerò dai altri dei condensatori. Ti accavi ancora che ti regala. C'è ancora cammino. Bisogna trovare il sistema per la lettura.